Bentornato a Cittadella alla nostra Gabriella Barcariol. Grazie, ben ritrovati a tutti. Buongiorno Gabri. Bentornati a tutti alla rubrica A casa tutto a posto, in cui, diciamo, per la prima volta, mi pare, oggi replichiamo con un ospite, che è Graziana Calò, che è collegata con noi. Buongiorno. No. Non è collegata con noi. Ce l'abbiamo? Gis? Sì? Sento dei rumori in sottofondo, però ho paura di immaginare che cosa stia facendo. Graziana Calò, lo ricordo per chi ci sta guardando e ascoltando, è la psicologa psicoterapeuta, coordinatrice della comunità Oana e nonché, diciamo, consulente tecnico, diciamo, di diversi tribunali. Ce l'abbiamo il collegamento? Dottoressa Calò, mi sente? No. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento, oggi, diciamo, l'argomento che abbiamo lasciato, diciamo, settimana scorsa è quello, diciamo, delle comunità. Come vivono? Cosa fanno questi minori una volta che vengono collocati nelle comunità, il percorso che vivono? Soprattutto abbiamo provato a raccontare quanto poco, ai noi, lo Stato davvero voglia investire su questa... Sui minori. Sui minori, esatto, sul futuro, minori, no? Sul futuro dei minori e anche nostro. E anche nostro, esatto. No? E quelli che saranno gli adulti. Cioè, immaginiamo tutti questi ragazzi in difficoltà che ce li ritroviamo adulti, che crescono figli. Capito. Cioè, quindi se l'intervento non è immediato, ovviamente. Ieri abbiamo fatto un incontro bellissimo con gli scout, parlavamo di dipendenze digitali tra i bambini. La dottoressa Ariano, insomma, l'ho costretta quasi a venire come faccio con te tutte le settimane, è venuta a parlarci un po' di robe e abbiamo fatto un incontro molto bello. Devo dire che a un certo punto, mentre parlavamo, diciamo, dei bisogni di questi bambini, in realtà ci accorgevamo che parlavamo dei nostri, è vero, e quindi, diciamo, tenere insieme queste cose. Oggi invece con la dottoressa Calò vogliamo provare ad affrontare in realtà il passo successivo, cioè cosa succede quando quei minori compiono il 18° anno quindi d'età, diventano adulti. Vediamo innanzitutto se abbiamo ripristinato il collegamento. Dottoressa Calò, mi sente? No. È un non c'è momento collegamento ragazzi, oggi. Grazie. In ogni caso, dicevo, l'altro giorno io stavo cercando di prendere tempo. In realtà mi hanno fatto segno, ora ce l'abbiamo. L'altro giorno sono stata molto interessata alla presenza del dottor Pompamia. Francesco Pompamia. Sì, ho saputo anche che era ho sentito, no? Perché ti ho seguito, sai che ti seguo, no? Mamma mia, che ansia. Che era uno scout anche lui. Era stato, no? Okay. Scout, sì. E l'ho già ingabbiato pure lui. L'ho sentito per una vicenda di un minore, anche quella estremamente particolare, di un minore molto perché molto ci sta ascoltando piccolo, diciamo Francesco Pompamia, neuropsichiatra infantile, sì, assolutamente. Mi rendo conto che le professionalità fanno tanto, la professionalità che ci crede, no? Colui che veramente crede nel minore e quindi nell'adulto che sarà, ed è molto importante, perché ce ne sono tanti di neuropsichiatri, tanti di avvocati, tanti di psicologi, però la professionalità è molto importante, perché chi è fortunato nel trovare, perché poi, ecco, nella vita devi essere fortunato anche nel trovare la persona giusta. Vabbè, questa non soltanto affettiva, questa è la più grande botta di culo, la più grande sfiga che ti possa capitare. Se tu ad esempio vai tu vai alla neuropsichiatria, esatto, e ti trovi uno piuttosto che l'altro. Io l'altro, casomai Pompamia, l'altro invece non lo indico, e quindi sostanzialmente anche quel minore non verrà gestito per bene, quindi è una catena poi di situazioni che creano il disagio, perché non si interviene per tempo. Il punto è capire. Mi stanno facendo dei segni dalla regia che non ho capito. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Dottoressa Calò, mi sente? No. Ragazzi, la state facendo apposta. Dottoressa Calò, mi sente? No. Dottoressa Calò, mi sente? Adesso si sento benissimo, sentivo. Eccoci. Finalmente. Buongiorno, in realtà, dottoressa Calò, bentornata. Ma no, figuriamoci, cose che capitano, il bello della diretta. E poi è così bello parlare con Gabriella. Vabbè. No, in realtà, dottoressa, le do il benvenuto, però mi devo fermare perché siamo arrivati purtroppo alla prima pausa pubblicitaria, e quindi, diciamo, quando torniamo però parliamo dei adulti, dei neoadulti, dei diciottenni che insomma devono compiere questo passo rispetto alle comunità che li hanno accolti quando erano minori. Quindi mi raccomando, non andate via, restate sui 96.5, sul canale 94 del digitale terrestre, perché ci sono Gabriella Barcariol e Graziana Calò. Restate con noi. Siamo tornati in diretta, siamo all'interno della rubrica A casa tutto a posto con Gabriella Barcariol e la dottoressa Graziana Calò, che è in collegamento. Ce l'abbiamo?
Sì. Ecco, però in realtà, dottoressa, volevo farle sentire come vengo bullizzato, diciamo, per colpa vostra. C'è arrivato questo messaggio che vi faccio ascoltare. Non abbiamo il collegamento con la dottoressa perché il collegamento calò. Non so se avete colto arriva in ritardo. Lo so. Arriva Però, in ritardo. Ivano, volevo ringraziare Ivano, diciamo, che per questa chicca. Non ridete troppo perché dobbiamo parlare di cose serie. Smettetela tutti e due. Dottoressa Calò, ci ricompriamo. Calò, allora va bene. Allora, detto questo, diciamo, torniamo seri. Allora, dottoressa, abbiamo raccontato nella settimana scorsa la vita in comunità, diciamo, i percorsi di accoglienza, lo scarsissimo investimento dello Stato rispetto a queste strutture, a queste garanzie di futuro. Però ecco, a un certo punto con Gabriella, settimana scorsa, a un certo punto proprio parlavamo e ci siamo chiesti, vabbè, ma io in realtà ho chiesto, ma che succede quando un ragazzo arriva a 18 anni? Può restare in comunità? Deve uscire? Ha dei percorsi alternativi? Che accade? Allora dovrebbe uscire, però devo dire che l'assessorato, il comune di Taranto, il ministero si sono mossi in tal senso perché come per qualunque ragazzo arrivato alla maggiore età è un passaggio molto delicato, lo è ancora di più per chi non ha sviluppato un attaccamento sicuro e quindi per quei ragazzi che hanno avuto una storia non troppo positiva. E che si sono attaccati in senso psicologico alla comunità e però vivono un nuovo abbandono arrivati ai 18 anni e in tal senso si è organizzato, ci ha pensato sia il Ministero sia il Comune di Taranto, l'assessorato sta cercando di provvedere e da noi è già successo che abbiamo seguito dei maggiorenni che ancora tornano in comunità quando non hanno dove dormire, dove passare le festività e quindi sentono la comunità come appunto una casa, una famiglia. Però non è un percorso, è un percorso ben definito, è un'accoglienza che si fa dei ragazzi che poi non avendo famiglia, noi conosciamo, no? Ci sono genitori decaduti, situazioni di disagio in cui gli stessi minori non vogliono rientrare nelle abitazioni dei genitori. Cioè questo percorso che poi voi fate è cioè serve a supportare ulteriormente quel minore diventato adulto? Allora, adesso è stato stilato il progetto e quindi si sta parlando proprio di un percorso. In passato, in precedenza, l'abbiamo fatto a mo' di accoglienza. Invece il percorso prosegue nel momento in cui è un giovane adulto non del tutto indipendente, ma che continua in stage lavorativi, in percorsi formativi, però permane, la sua residenza rimane a casa al pari di ogni giovane adulto che ha invece una famiglia alle spalle, che continua a studiare e quindi a realizzare il proprio percorso verso la vita adulta e completamente indipendente. Dottoressa Calò, adesso sta partendo un percorso. Se sui minori investivamo poco, come è stato, sui neoadulti investiamo niente? Un po' meno di niente. Meno di niente, mi sembra emblematico, diciamo. Benissimo. Senti, ma nella tua esperienza questi ragazzi che a 18 anni escono dalla comunità, che a volte sono ragazzi molto difficili, a volte ragazzi che entrano quando già la loro situazione è critica anche da un punto di vista penale, no? Quindi con i reati fatti, per la tua esperienza personale li perdiamo? Cioè rientrando, io so che voi date un supporto emotivo veramente molto importante, affettivo anche, quindi io mi chiedo, ma quando loro terminano questo rapporto affettivo e non hanno un lavoro, perché diciamocelo, a 18 anni chi è che ha un lavoro, no? A chi riesce ad immettersi nel mercato del lavoro, cioè non riescono gli adulti, figuriamoci i ragazzi di 18 anni senza esperienza, li perdiamo questi ragazzi? Ritornano? Per mia esperienza ne abbiamo persi pochi, ne abbiamo reintegrati abbastanza. Perfetto, che bello. Certo, vale di più, come si sente di più un albero che cade di un'intera foresta che cresce, così, è vero.
Questa è una scusa che comunque ci dà fiducia, no? Che intervenendo tutti quanti insieme si possa comunque dare un aiuto a questi ragazzi. Io li immaginavo abbandonati anche dopo, o comunque sia in realtà più situazione... che altro. Io ti dico la mia, ogni tanto penso che questa cosa mi rincuora, perché sinceramente a volte penso, lo dico perché provengo anch'io da un contesto complicato, diciamo che Taranto Vecchia degli anni '80, insomma, però a volte quasi dimentico proprio la mia di storia e quella di tanti altri miei compagni d'infanzia. A volte penso che ci sia una sorta di strada segnata, che sia inevitabile, capito? Questa sorta di fatalismo ineluttabile. Invece i risultati sono diversi, dottoressa. Allora, effettivamente molti ragazzi vivono questo senso di frustrazione e di costrizione verso un futuro che per loro è già segnato. In realtà dopo cosa succede? Che anche nel vivere la comunità, quello che è successo è che bambini più piccoli, che però permanevano per più tempo, quindi hanno visto diventare maggiorenni altri, raccontano l'esperienza di ritorno dei maggiorenni, dicono stai sereno perché anche dopo non verrai abbandonato. Che bello. Quindi c'è un passaparola nella fratellanza dei ragazzi che fa pensare ad un positivo riscatto e non ad una frustrazione, una fatalità rispetto a un proprio futuro costretto. Ripenso ancora delle frasi che ci siamo detti ieri all'incontro degli scout, quando parlavamo, diciamo, di assegnare piccoli impegni ai nostri bambini perché si progettino da soli, perché comincino a lavorare per obiettivi, imparino queste robe, e che ci siamo detti, diciamo, noi capi scout, noi educatori, non solo alziamo l'asticella, osiamo, ma crediamoci in quel bambino, in quella bambina, e quindi immagino anche in questi minori, perché se non ci crediamo noi per primi probabilmente non ci crederà mai nessuno, e men che meno loro, e quindi insomma è bella questa idea di davvero dedicarsi, di donarsi, perché insomma loro, ma anche, come dicevamo prima, il nostro futuro sia sempre un po' più salvo. Noi dobbiamo chiudere questo spazio, dottoressa, questa volta è andata così, ma non si preoccupi, abbiamo intenzione di romperle le scatole spesso, quindi non faccio col sopracciglio così, perché l'ho vista, dottoressa, adesso la vedo anche, a parte le battute. Grazie davvero a Graziana Calò, psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice della comunità Oana. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie come sempre alla nostra Gabriella Barcariolo. Buona giornata a tutti. Con la nostra rubrica A casa tutto a posto torniamo. È tutto a posto? Sì, no, a casa grazie a tutto a posto. A te tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Torniamo martedì? Torniamo martedì. Ridiamo perché lei ogni tanto mi fa dei segnali, dammi una pausa, e invece ragazzi, no. E lui mi costringe perché me lo fa dire in onda. Io non ti costringo, io faccio domande.